Ciao a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo una difesa che troviamo veramente poco utilizzata nei tornei di livello internazionale, forse per la sua dubbia validità, ma comunque non spetta a me stare a giudicare. Piuttosto vediamo la teoria di questa apertura. Si chiama comunque partita catalana perché nasce nel torneo del 1929 a Barcellona, utilizzata da Tartakower. Allora, il bianco apre con D4, quindi possiamo dire che è una partita di donna. Cavallo F6, fino a qui veramente nulla di nuovo. C4 e 6, ma la novità arriva con la mossa G3. Cerchiamo di capire il motivo di questa spinta. Il bianco praticamente vuole posizionare l'alfiere in fianchetto andando a controllare la grande diagonale H1 A8. Quindi cerca di far pressione, diciamo, sul punto B7. L'idea del bianco, dopo la spinta appunto D5 che ci introduce veramente nella partita catalana, è quella di giocare alfiere G2 e poi di eseguire la spinta del pedone e 2-4, andando così poi a liberarsi. Quindi con il sostegno del cavallo in D2 la spinta E4 è veramente fattibile. Inoltre col cavallo in D2 si va a proteggere il pedone in C4. Quindi abbiamo giocato alfiere G2. Ora ci sono due principali varianti, la variante del gioco aperto e la variante del gioco chiuso. Andiamo prima ad analizzare quella del gioco aperto per poi inoltrarci nell'altra. Allora, il gioco aperto ovviamente si ottiene accettando questo sacrificio, quindi D per C4. Ora si può giocare anche cavallo C3, ma con cavallo F3 si liberano i pezzi per poter arroccare. Ovviamente in tutte le varianti aperte quasi sempre il nero cerca di mantenere il vantaggio del pedone fino alla fine, quindi cercherà di difenderlo con tutte le sue forze, anche al costo di andare a creare una brutta catena di pedoni, per esempio con B7 e B5. In questo modo va proprio ad aprire la diagonale dove c'è il nostro alfiere, non proprio una delle mosse migliori. Infatti noi possiamo andare subito ad approfittarne di questa debolezza giocando cavallo F3 va in E5. Abbiamo liberato così il raggio d'azione dell'alfiere che va a puntare sulla torre in E8 e oltretutto il nostro cavallo in E5 ha trovato un ottimo avamposto. Ovviamente l'unica difesa possibile in questo caso è di ridare il pedone che si è appena catturato, quindi con C6 dopo cavallo per C6, ovviamente c'è la donna sotto e se il cavallo del nero va a catturare, ovviamente la partita è persa per il bianco, cioè è persa per il nero, perché il bianco va a creare una forte forchetta. Quindi abbiamo capito che il nero non deve andare a catturare il cavallo. Come si gioca? Per esempio con donna B6 oppure C7, veramente la stessa cosa. Ora, dopo donna B6, tocca a noi muovere. Possiamo ritirarci in E5 oppure possiamo andare a catturare il cavallo e poi forse possiamo catturare la torre in 8. Tuttavia, con torre in B8, la torre si sposta dal raggio di fuoco del nostro alfiere, ma comunque noi otteniamo una splendida posizione andando poi a giocare alfiere in F4, avendo tutti i due alfieri che controllano grandi diagonali e siamo veramente messi molto bene da parte del bianco. Se però il nero, anziché giocare torre per B8, avesse giocato alfiere B7,
una mossa che sarebbe venuta veramente in pochi da giocare, noi questo vantaggio non l'avremmo più avuto perché ora alfiere per B7, donna per B7 e comunque il cavallo l'abbiamo perso perché ovunque va il nero riesce a catturarlo. Ora piuttosto dobbiamo vedere la regina che punta sulla nostra torre in H1, quindi ci dobbiamo difendere molto bene e una solida difesa è quella di giocare F3 disponendo i pedoni in questo modo e evitando anche le varie entrate di cavallo. E poi da qui la partita prende, diciamo, la sua piega. Andiamo invece ad esaminare invece come si ottiene la partita di gioco chiuso. Quindi D4, cavallo F6, D4 e 6. Stiamo vedendo sempre le solite mosse iniziali, G3 e D5. Ecco, si entra ancora nella partita catalana e ora ovviamente sempre alfiere G2 e anziché questa volta accettare il gambetto in C4, il nero gioca con una struttura più solida con alfiere 7. Ora il nostro bel cavallo in D2, che ha lo scopo appunto di proteggere il pedone in C4 e di garantire la spinta ai 2 e 4, arrocco da parte del nero, cavallo in G va in F3, sarebbe stata molto imprudente giocare sin da subito la spinta ai 4, questa si giocherà più in seguito. Cavallo a 6. Il cavallo in B7 sarebbe stato veramente ehm, di intralcio al proprio schieramento, perciò per questa volta va in E6, dato che non c'è alcun problema che venga, non c'è alcun pericolo che venga catturato dall'alfiere Campochiaro, dato che questo ormai si è posizionato in G2, quindi questo cavallo in C6 può essere messo anche molto tranquillamente ed ha ovviamente lo scopo di supportare la spinta di pedone in C5 che fra poco andremo a vedere. Infatti arrocco e pedone C5. Una posizione abbastanza tagliente questa, ma ora il bianco deve progettare un nuovo piano. Ha questo alfiere camposcuro che non può muoversi in alcuna direzione e sarebbe molto comodo se questo riuscisse ad andare anch'esso in fianchetto. Quindi l'unico modo appunto è quello di giocare pedone per, il cavallo prende e ora B3, una mossa veramente bellissima che crea una struttura solida, in caso di cambio ovviamente cavallo per C4 e in seguito alfiere B2. Ora un piano standard del nero, quello di giocare donna A5, dopodiché può far spazio alla torre che attacca raggi X la donna in D1.